Parola d'ordine: far quadrare i conti, un lavoro arduo, quello del commissario di Venezia Vittorio Zappalorto, che si trova a dover sanare un buco di 45 milioni di euro. La coperta è corta, bisogna tagliare il tagliabile. Questi sono i giorni di riunioni, incontri con i dirigenti di Cafarsetti, un via vai di persone che entrano nell'ufficio che un mese fa ospitava Giorgio Orsoni. Un bilancio da limare fino all'osso, tempo disponibile fino a fine settembre. Zappalorto sa che da lui la città si attende molto e la sua prima uscita ufficiale davanti ai veneziani sarà il Redentore, uno tra gli eventi più amati. Mentre il commissario è impegnato a traghettare la città alle elezioni amministrative di marzo, il Partito Democratico raccoglie i pezzi e riparte dalla festa dell'unità, dalla base, dai circoli schierati in prima linea. È proprio il momento per dire: io sono orgogliosa di essere del PD, al di là del sindaco, di quello che è successo, al di là dell'essere del segretario che c'è adesso. Il fatto di credere in questo partito, nei valori che questo partito rappresenta. La vicenda Mose ha approvato il Partito Democratico, che però non ci sta a farsi azzerare. Ci stiamo mettendo la faccia, porteremo avanti delle idee per la città per arrivare alle prossime elezioni a testa alta. Ripartire dalla città, dai suoi bisogni e dalle esigenze per riconquistare i veneziani e i mestrini. La sfida che vinciamo la vinciamo perché sono gli iscritti che hanno voluto con forza, hanno spinto me a dire andiamo avanti, a essere a testa alta nel mezzo alla gente. Si parte dopodomani, 18 luglio, fino al 28 al Centro Sportivo Comunale. 2 le donne chiave, segno del rinnovamento: Alessandra Moretti, europarlamentare, e Deborah Serracchiani, vice segretaria nazionale del PD. A settembre invece gli stati generali e poi si va alle primarie. Il prossimo sindaco deve avere la voglia di rapportarsi costantemente con la città, di affrontare alcuni nodi aperti, e su questo il Partito Democratico sarà al suo fianco